Il governo deve mantenere le promesse fatte, altrimenti si arriverà allo sfondamento del patto con modalità che sono ancora da definire. È il governatore del Veneto Luca Zaia a rilanciare da Venezia la battaglia della Lega sul superamento dell'attuale patto di stabilità, un patto che per Zaia penalizza i virtuosi e premia i non virtuosi. Il governo Letta dovrebbe prendere atto che i virtuosi vanno premiati. Premiare i virtuosi vuol dire anche avere il coraggio di allentare i cordoni del patto di stabilità a favore di regioni come la nostra, il Veneto, che è assolutamente virtuosa, che paga 18 miliardi di tasse all'anno a Roma e queste non tornano sul territorio. Un'uscita condivisa anche dal governatore di un'altra regione del nord, Roberto Maroni, che oggi su Facebook ha prontamente rilanciato la posizione di Zaia. Questa annunciata da Luca Zaia è la posizione dei governatori della Lega sul patto di stabilità, ha rimarcato il governatore e segretario federale del Carroccio. Intanto una delegazione di sindaci guidata dal primo cittadino di Venezia Giorgio Orsoni è attesa domani a Roma dal primo ministro Enrico Letta. Si parlerà di Tares, IMU e appunto del patto di stabilità. Alla fine dell'incontro i sindaci chiederanno anche l'avvio di un tavolo negoziale permanente per rivedere l'insieme dei rapporti istituzionali tra Stato e comuni. Intanto la proposta di Zaia si accoda anche il sindaco di Conegliano Floriano Zambon. Non posso che condividere quello che ha detto il governatore, spiega Zambon. Il patto deve essere sicuramente allentato, è stato un grave errore sottoporre per 10 anni solamente a metà del paese un vincolo del genere. La deputata del PD e sindaco di Macerata, Floriana Casellato, condivide la battaglia di Zaia ma lancia comunque una stoccata. Fino a poco fa erano loro al governo, ma in questo senso non è stato fatto nulla, precisa la Casellato. Il patto va sicuramente rivisto, conclude il deputato della maggioranza. Confido nell'impegno del governo e in quello dei ministri ex sindaci.